Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Flight Simulator, tappa di oggi, Lisbona, Ginevra, siamo con la 321 della Swissair e purtroppo il ground service non mi va benissimo, nel senso purtroppo vedo come i passeggeri e la cabina di bordo un po' scordinata dalla porta e quindi è meglio non metterlo, devo un attimo capire come fare per certi aerei che ho scaricato. Tanto qua c'è un TAP che sta rullando e un EasyJet che sta volando, qua c'è lo stadio da Luz, ciao. Aspetta, ce lo godiamo questo, però aspetta, voglio vedermela. E niente, quindi purtroppo preferisco non far vedere perché non si vede benissimo, dovrò un po' capire, certi aerei sono meno compatibili di altri, e vabbè insomma. Vai. E l'EasyJet si invola verso la gloria eterna, perfetto, ok. C'era un tap che adesso non vedo più, ah è qua, ok. Benissimo, è parecchio traffico, è qua Lisboa. Ok raga, adesso cominciamo le operazioni per il rollaggio e quant'altro. Ok raga, siamo in fase di pushback. E comincia l'avventura. Sono un viaggio più lunghetto, è 800 miglia. Release parking brake. Ok, comincia il rollaggio. Eccolo qua. Il nostro ometto, il nostro Pole Mangai. Oh, c'è parecchio traffico, veramente. Noi siamo con la 321 che purtroppo è un aereo che so che ha dei problemi un po' di porte, robe così. Tutti aerei che ho scaricato in un sito che non ricordo il nome, però bello perché in realtà cioè, per essere aerei di default sono ben fatti, però gratuiti oltretutto. Però hanno delle magagne ovviamente. Ok, qua siamo. Ok. Ok, la mappa è qua. Perfetto, e inizia il volo comandiano. Molto bene. Tempo è sereno, quindi è già un miracolo ragazzi, è già una cosa buona. Visto che per noi è utopia allo stato puro. Ok. Guarda, ma guardate l'ometto che è bello, che è la cosa più bella del mondo. In confronto a una bella donna è qualcosa di orrendo. Ok, set parking brakes. Oh, dai. Ok, se ne sta andando Paul Heyman. Il piccolo Guy se ne sta andando, è bellissimo come tiene le mani Guy. Tanto un altro tap che se ne va. E adesso ne possiamo cominciare l'avventura. Se magari sto stronzo se ne va, ecco beh, se è andato così. E ho il mouse che vaneggia molto bene. Sono quelle cose belle della vita.
e inizia il rullaggio di quelli belli. Quanto è bello vedere gli aeroporti pieni di aerei, qualcosa di stupendo, tutti parcheggiati, pronti a partire. Sono cose meravigliao. Sono veramente tanto, non me l'aspettavo così tanto. Per carità è un momento della giornata, sono le 4:30, ci sta, però abbiamo un altro EasyJet davanti, che bello, traffico ragazzi, traffico signori, qua andiamo forse un po' troppo veloci, ma fotte sega. Dovremmo aspettare la partenza di sto stronzo, vai, accettiamola con amore e con onore. Meno male che siamo anche vicini alla pista, almeno quello. Ok, adesso lui sta entrando in pista. Quindi noi possiamo anche metterci proprio vicino allo stop della... sì, diciamo della pista di rollaggio, alla pista per il decollo. A Zurigo fatalità, ma ci sono tanti voli Lisbona-Svizzera, cioè Portogallo-Svizzera. Ok ragazzi, abbiamo l'autorizzazione. Io direi di andare. Mamma mia, senza ulteriori indugi, con il Daluzza alla nostra sinistra, io direi di partire. Vai che andiamo. Ok. E siamo pronti ragazzi. Abbiamo tutti gli aeroplanini meravigliosi, ma adesso pensiamo al nostro volo. Sarà un volo emozionante. Ok. Dovremmo esserci. Perfetto. Un po' troppo. Passiamoci un po'. Allora, right 55. E ok. In salita per 9000. Esserci teoricamente, se mi ricordo giusto. Buono. Ok, siamo in salita per 9000. E ok, mi sembra che tutto stia andando per il meglio per il momento qua. Mi sono messi a 3 ore di volo, saranno comunque 3 orette contando tutto.
arriveremo veramente con il tramonto, forse anche cera, vediamo, insomma non lo so, comunque sarà sicuramente, ci saranno le lucine di Ginevra pronte ad aspettarci. Dovremo comunque fare tutto il Portogallo, tutta la Spagna e la Francia, quindi non è un volo diciamo rapidissimo, però in realtà la proiezione è meno di 3 ore perché stiamo andando a una velocità ancora non massima, siamo ancora sotto i 10.000, quindi non possiamo. Ok raga, abbiamo raggiunto la quota di crociera 280 e dai, il meteo non sembra neanche negativo per una volta, vediamo un po'. Assolutamente dai, ci sta, nuvole ce ne sono in lontananza, però dai, secondo me abbiamo fortuna stavolta, tanto il viaggio è ancora lunghetto, ne abbiamo di tempo per vedere tutto. Ok, il traffico c'è il giusto, dai, quanto manca? Beh, non è 16, comunque 661.000, stiamo viaggiando veloci, quindi come avete visto la distanza è diminuita drasticamente andando più veloci, quindi la proiezione di 3 ore e passa era chiaramente fasulla. Quindi abbiamo superato il Portogallo, ci facciamo tutta la Spagna, poi passiamo i Pirenei e dopo aver fatto la Francia arriviamo a Ginevra. Ragazzi, mancano 383 miglia, 44 minuti e il tramonto è giunto. Eccolo qua. Arriveremo secondo me con un bel buio cumendiano. Viaggio no tranquillo di più, sto quasi prendendo sonno raga. Ok raga, siamo praticamente insomma a 48 miglia, ci siamo quasi. Abbiamo l'approach che è LS pista 23, quindi ci siamo, come da previsione è buio e sera. Volo di 3 orette comunque contando tutto il traffico comincia a aumentare sensibilmente, cazzo. E ci siamo raga, ci siamo belli carichi. Dobbiamo come si chiama, fare una... oddio, a girare l'aeroporto e andare dall'altra parte, non mi è dato la diretta, purtroppo, vabbè. Non capisco il perché, ero molto più comodo, dritto per dritto, invece devo girare, vabbè. Pazienza ragazzi, pazienza, si fa anche questo. Raga, siamo un po' nella merda perché il localizzatore mi ha dato dei problemi, si sta allineando forse troppo tardi, vedremo. Non lo so, sono un po'... dato qualcuno parte, vediamo. Sono proprio curioso di capire cosa combiniamo. 2500. Ma di certo ho dovuto fare un atterraggio misto manuale per arrivare così, perché mi stavo allontanando troppo dal sentiero, non capisco. E vabbè, la 3... vabbè, affanculo. Claire, sì, c'era Claire, ma... non siamo messi bene. Non siamo messi bene, raga. Qui a Ginevra so cazzo. Ok. Mamma mia, come siamo messi male, raga. Come siamo messi male.
Siamo troppo veloci, siamo veramente in difficoltà. Ogni tanto capita, ragazzi. Vediamo se riusciamo a salvare il salvabile. Ma la vedo duretta. 500. Ti prego, rallenta, 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 dai che forse ci siamo. Ci giochiamo tutto. Siamo riusciti a tornare in corsa proprio all'ultimo, eh? 200. Ok, la velocità adesso sembra essere più stabile. 100. Siamo un po' corti. 50. 30. 20. 10 on. Siamo un po' corti. Sì. Siamo un po' corti, ma va bene. Salvati proprio per il rotto della cuffia. Ok, siamo arrivati giusti, mamma mia, raga. Ok. Sì, qua magari togliamo questo. Così non ci rompe più i maroni. Cioè è andata proprio bene, raga, perché ho dovuto correggere io il tutto. Infatti si è visto che ho rischiato, cioè sono arrivato comunque lungo. Cioè corto, scusatemi, quindi ho rischiato un po', però c'è andata bene. C'è andata veramente bene. Ok ragazzi, è andata. Adesso qua chiaramente ci saranno problemi, penso, vediamo quello che può fare. Siamo almeno alla parte iniziale, ecco. E infatti vedi, comunque mi si apre solo quella mi si apre solo quella principale, non quella dei bagagli. È proprio un vantaggio di questo aereo, vabbè. Comunque vediamo almeno l'animazione, che è molto bella, peccato che non possiamo fare altro. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano, volo per fortuna salvato all'ultimo e niente, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!